Amici bellini, allora, costretti quasi a guardare la nazionale per vari motivi. Prima di tutto, benvenuto, non so chi è, benvenuto all'ultimo iscritto, all'ultima iscritta. Lasciate il like per la voglia di campo che già mi prende, mi assale. Quindi il primo motivo è la voglia di campo, è la voglia di vedere un po' di calcio giocato. E c'era la possibilità di guardare Kvara, autore di un assist. C'era la possibilità di guardare Calzona Lobotku. Si dice Lobotku. Attenzione, mo segni. No. Donnarumma non si saluta. Donnarumma, bella parata, prestazione. Vabbè, a Bosnia. Ma abbiamo deciso di guardare l'Italia un po' per il fatto che siamo italiani, ci piaccia o meno, ma soprattutto perché ci sono dei profili linkati al Napoli a doppio filo, perché si parla insistentemente di Buongiorno, specialmente di Buongiorno, si è parlato di Chiesa, si parla di Bellanova. Molti di questi profili sono i profili sul mercato, un po' per tutte le squadre che hanno bisogno di quei ruoli. Se andate a vedere le formazioni ideali del Milan ci trovate sempre Buongiorno, lo trovate spesso dappertutto, idem Bellanova che ha fatto un buon campionato. Però ci dovremmo ragionare un attimo, perché sto sentendo di prezzi pazzeschi e parliamo, fallo di mano, prezzi pazzeschi da parte di Cairo e non lo so, insomma il Napoli può spendere sicuramente. A me interessa anche di meno, non voglio fare un ragioniere del Napoli, insomma se ha individuato il profilo e se convince Conte, vai. Però noi siamo, lo so come l'ambiente poi reagisce, prendiamo le unità, eccetera, eccetera, ti andavi a pigliare le normanne. Allora, l'Italia col 3-4-2-1, che a tutti gli effetti è il modulo del momento e si può immaginare che anche Conte possa andare verso quella direzione. È un 3-4-3 ibrido con le due ali che sono un pochino più interne, con i due quinti che poi sono quarti perché è a 4 il centrocampo e i braccetti che poi sono i terzetti, insomma così, che devono accompagnare l'azione a turno. E in questo caso l'Italia, mettendoci Calafiori che lo fa in maniera anche naturale, prova ad impostare in questo modo l'azione. C'è Darmian che naturalmente anche lui va, Buongiorno al centro della difesa e Calafiori dall'altra parte. Dopodiché a centrocampo Jorginho Fagiuoli, ecco perché poi uno vuole essere tifoso, ma l'ho detto, io tifo contro perché questa scelta non mi piace, ma non mi piace al di là del fatto che eticamente ci deve essere un codice, tu subito, quello ha scontato, è scontato, ho capito, ma ci sono centrocampisti che si sono fatti un cuore così tutta la stagione, arriva Fagioli che non ha giocato manco un minuto e lo fai, non è bello, non mi è piaciuto proprio Spalletti sotto questo punto di vista. Jorginho e Fagioli, sulle ali Cambiaso e Bellanova appunto. Su Bellanova io ho letto di Zanò. Vabbè, andiamo alla partita. Male Juan Jesus subito, alias Calafiori, che è un pochino presuntuoso, insomma un pochino leggero nell'impostazione, fa un passaggio in orizzontale pazzesco, pazzesco in maniera negativa, intercettato da un attaccante bosniaco, grande parata di Donnarumma a terra. Poi occasioni per l'Italia che nel primo tempo anche abbastanza convincente, Bosnia non c'è male, niente di che, però non c'è male. Chiesa a colpo sicuro dopo una serie di scambi che portano Frattesi quasi ad entrare in porta, gli si mette davanti il portiere, la palla, ci sono vari rimpalli, Chiesa a colpo di sicuro colpisce un difensore, però una bella azione dell'Italia. Frattesi che non tira mai e quando tiri, male Lozano in questo caso, perché riusciamo anche col colpo di tacco di Scamacca a liberare Frattesi, avanza e non tira mai, ma il gol è nell'aria perché arriverà proprio da Frattesi che fa una bella colpo quasi di karate dal centro dell'aria, marcato da nessuno, però assist di Chiesa. E lo dobbiamo sottolineare, un Chiesa un po' più libero da marcature, libero di svariare destra e sinistra, Spalletti gli dice di stare al centro,
e di non allargarsi troppo, perché poi allargarsi deve starci Cambiaso. Comunque, buongiorno. Maluzzo di tacco quasi praticamente fa un assist all'attaccante avversario, perché in estirada, sai, all'indietro per liberi al centro, ed è gravissimo per un difensore che vuole costare, non che lui vuole costare, ma insomma che Cairo valuta 40 milioni e probabilmente aumenterà pure, perché dopo l'europeo chissà. Ci dobbiamo un pochino ragionare, perché non vorrei poi che si faccia un'operazione troppo pesante, e la pressione, le cose, arriva Maximovic, ve lo ricordate? E quindi deve ragionarci il Napoli sotto questo punto di vista. Sicuramente a noi ne serve non uno, forse due, forse di più. Continueremo a parlare di questo, della situazione Hermoso. Insomma, ragazzi, l'arrivo di Conte sblocca le trattative, anche quelle fantasiose, anche quelle che non sono vere. In questo momento io non me la sento né di negare che ci sono delle trattative per questi giocatori, ma calam che se no va a finire che ci sta su sottofondo. Non me la sento né di negarle né di darvele per certo, perché in questo momento quelli che poi si sono allargati sulla scia, quando Conte era diventato sicuro, adesso stanno dicendo questo, quest'altro, Hermoso, Chiesa, e viene quello, viene quell'altro, Van der Sar, eccetera, eccetera. Quindi piano piano, però ragioniamo sul valore di questi qua. Quindi buongiorno Mara nel primo tempo, e io scrivo qua Bellanova uguale Zanoli, perché il discorso che nessuno fa di mercato, e vi prometto un approfondimento, magari domani sera vi arriverà un approfondimento, mi devo mettere a studiare sulle liste, sui vivai, perché tutti i discorsi di mercato vengono a cadere se tu poi hai bisogno di mettere gli slot per 4 giocatori che sono nati con il tuo vivaio, 4 giocatori del vivaio Italia. I giocatori under una certa età vanno bene, li puoi prendere, però poi devi occupare altri slot. Insomma, è un discorso che non sta facendo nessuno nel mercato fantasioso, però ci sono dei giocatori chiave, ecco perché gli italiani finiscono per valere di più, per essere valutati più cari, perché se ne va Di Lorenzo deve entrare per forza un italiano. E io dico Zanoli, Bellanova, bene o male, come valore, onestamente, leggevo di Zanoli in uscita, va bene, figuriamoci, non è che non mi incateno per trattenere Zanoli, ma diciamo era 80 milioni a Cairo così, e mi sembra un'esagerazione. Voglio dire, devi spendere quei soldi per gente di grande qualità, per un attaccante che ti fa 25 gol come minimo, e si possono spendere meglio, secondo me, di buongiorno Bellanova insieme. Secondo me c'è di meglio, proprio a livello proprio di qualità. Bellanova lo vedo che va, sì, qualche cross lo metterà, ma come Zanò, cioè veramente come Zanò, Mazzocchi più o meno. Poi sia Zanoli che Bellanova hanno qualche margine di miglioramento, probabilmente Mazzocchi è arrivato a farci vedere il suo massimo, ma tant'è, voglio dire, non mi sembra. Chiesa l'assist per Frattesi, l'abbiamo segnato, e mi segno uno Scamacca che lavora bene per la squadra, viene incontro, a volte va in profondità, si muove tanto, Spalletti lo incita, gli parla spesso per ricordargli cosa deve fare. Secondo tempo molto di meno, mi potete dire voi nei commenti, iscrivetevi al canale, vi siete dimenticati, si sono dimenticati i like, amore, i like si sono dei focati. Ok. Pellegrini, Cristante e Di Marco per Jorginho, Fagioli e Bellanova. Cambia veramente poco. E poi mi leggevo, perché poi me l'ero perso evidentemente, un assist di buongiorno per Scamacca che viene parato, forse un lancione, lo devo andare a rivedere, se me lo potete raccontare voi. Cambiaso per Scamacca, azione quando Cambiaso passa dall'altra parte, perché entrando Di Marco ovviamente al posto di Bellanova passa Cambiaso a destra, abituato a farlo anche nella Juve. Un buon cross di destro, Amo, a Napolitano, e Scamacca a colpo sicuro, gli manca proprio quella cattiveria, ecco perché proprio Scamacca sarebbe perfetto, fa gol bellissimi, andatevi a rivedere tutti i gol di Scamacca, sono uno più bello dell'altro,
però veramente alle volte quella cosa semplice come un tap-in a colpo sicuro gli manca, perché secondo me è un po' lezioso. L'avete visto anche quell'azione in cui era fuori gioco, ma lui mette il pallone a terra, lo sgonfia proprio, un controllo fantastico, e poi forse già sapeva che era in fuorigioco, ma d'istinto gli viene la rabona, cioè gli viene la giocata di fino, insomma, lui pensa di essere Ibra, però Ibra teneva pure la cazzimma quando doveva andare di cazzimma, e non lo so Scamacca, speriamo che si mentalizzi, speriamo che Spalletti lo mentalizzi, perché là deve scattare mentalmente qualcosa. E poi entra anche Foloruncio, entra Raspadori al posto di Frattesi e Chiesa, quindi anche Spalletti vede Foloruncio più trequartista. Quando entra Pellegrini viene messo più mediano, quindi in questo momento Spalletti ritiene Foloruncio più trequartista, e qua ci dobbiamo riflettere, perché vedo nelle formazioni del Napoli Foloruncio a posto di Anghissà, sì, fisicamente secondo me lo può fare, vediamo però, perché lo vedo un pochino più propenso all'attacco, e noi ci serviranno anche gente che fa legna, però non dimentichiamo la qualità, perché altrimenti sento sempre di giocatori di grande quantità, e se non mettiamo qualità in mezzo al campo, la palla Kvara come ci arriva, ci deve arrivare in un qualche modo. Quindi occhio, Zielinski ha segnato con la Polonia, però era un cross che non ha nessuno intercettato, qui non è che mi metto Però occhio a non considerare gente di qualità, perché servirà proprio a migliorare l'ultimo passaggio, il penultimo passaggio, e poi si deve essere cattivi, ma la cattiveria non può mancare quest'anno. Tutti quanti stanno parlando dei giocatori che vomiteranno per i vari allenamenti, vedremo. Sono esaltato dalla possibilità l'Italia mi ricorda sempre il mio periodo dove ero molto tifoso dell'Italia, poi come anche siamo stati trattati in generale, il Napoli che cresceva di qualità, l'Italia scende un pochino nel mio cuore, risale la voglia di Italia con Conte allenatore dell'Italia, quindi questo io lo ricordo bene. Poi dobbiamo vedere effettivamente cosa ha intenzione di fare De Laurentiis a livello proprio di rosa e di squadra di mercato, per capire se puoi provare subito a diventare competitivo oppure piano piano, perché può essere pure che tu fai un percorso di 3 anni veri e propri, e quindi con calma, cioè non dobbiamo avere la pressione di andare subito a lottare per Conte. Fatelo parlare al più presto, si parla di 26, ma aspettare fino a 26 giù, fatelo parlare al più presto, così noi capiamo cosa aspettarci. Da New York, Valerio Fluido è tutto, aspettatevi domani approfondimento sulle liste, adesso qualcuno comincerà a parlare, perché si fanno nomi che non è detto che possono arrivare, e poi